Vicari, ecco, il 30 le scade il mandato per gestire l'ASP di Agrigento. Un bilancio di questa sua presenza da quando è arrivato fino ad ora? Diciamo che abbiamo fatto tante cose, no? Dal punto di vista burocratico abbiamo rifatto l'atto aziendale, le piante organiche, abbiamo iniziato la stabilizzazione di tutti gli ex LSU, i lavoratori precari. Abbiamo chiesto la stabilizzazione di tutti gli altri medici, paramedici, personale del comparto che da tanti anni si trovano qua, quindi questo dal punto di vista, diciamo, burocratico. Abbiamo iniziato tutte le procedure per la messa a norma di tutti gli immobili aziendali. Vi ricordo che noi avevamo l'ospedale ad Agrigento che veniva classificato seminativo, quindi neanche esisteva. Abbiamo firmato il contratto e appaltato i lavori del famoso cemento depotenziato. Ora siamo in attesa di varare il secondo e definitivo lotto per la messa in sicurezza dell'ospedale. Descrivere tutti gli interventi di natura tecnica sarebbe impossibile, ma si quantificano in circa 25 milioni di euro di investimenti, molti dei quali, pensate, circa 7 milioni sono stati dati per la PET-TAC, no? E per l'acceleratore lineare, quindi completando un percorso oncologico importante. Si sono aperti almeno 2 nuovi mammografi, uno a Canicattì, recuperando spazi abbandonati dell'azienda, uno qua ad Agrigento per gli screening. Abbiamo messo in funzione la risonanza magnetica. Io vi ricordo che quando siamo arrivati i ferri chirurgici dell'ospedale San Giovanni di Dio venivano sterilizzati ad Agrigento. La risonanza magnetica invece era impiantata in un locale non agibile, poi grazie anche con la collaborazione col Genio Civile è stato consentito la possibilità di utilizzarla. Per l'ospedale di Sciacca abbiamo varato un progetto di 6 milioni di euro che ora va all'Urega per la definizione e che finalmente porrà fine agli annosi problemi strutturali dell'ospedale di Sciacca. Per quanto riguarda l'ospedale di Licata, ormai dal punto di vista strutturale è quasi totalmente completato, aspettiamo i primi di luglio per la consegna dei locali e la riapertura del punto nascita, e qualche mese fa è stato aperto il nuovo pronto soccorso. Abbiamo avuto sia il Presidente della Regione che è venuto, sia il Sottosegretario alla Salute, sia l'assessore alla Sanità, che ci hanno onorato della loro presenza. Interventi importanti sono in corso ancora a San Giovanni di Dio, perché c'è il pronto soccorso che è in fase di completamento e sarà riconsegnato. Quindi diciamo, abbiamo più che appaltato, dato gli incarichi per la messa in sicurezza di tutti i servizi di continuità assistenziale della provincia, le guardie mediche. Il progetto in questi giorni è stato consegnato e sarà con i risparmi che abbiamo ottenuto dalla gestione, perché vi ricordo che i bilanci sono stati chiusi tutti in pareggio se non in avanzo, e con i risparmi vengono tutti tramutati in investimenti, per cui anche in questo caso tutte le guardie mediche da qua a un anno e mezzo verranno tutte rivisitate e rimesse in sicurezza. Insomma, diciamo che acqua sotto i ponti ne è passata.